Buonasera a tutti, benvenuti in questa loggia del 1948, che è lo organico, come diceva notare prima. Questa è la sala del Consiglio Comunale dove si applicano concretamente i principi di autonomia e di autogoverno di cui parliamo stasera. Siccome credo di essere il meno famoso delle persone che sono sedute con me, volevo dirvi che io sono un giornalista, ho fatto quasi 40 anni a Piazzettina e adesso dirigo un sito di informazione che si chiama Serenissima News che ha una linea politica anche naturalmente indipendentista. Quindi questo ve lo dico anche perché sono un po' parte, voglio dire, non sono dato il tema della serata, io darei per prima la parola al dottor Bernardi, perché è un economista e ci aspettiamo da lui, vedo qui su slide molto interessanti, sono dati che non è facile trovare in giro, non c'è dibattito su questi dati e quindi credo che sia bene conoscerli perché sono una novità. La stampa mainstream non dedica molto spazio a queste cose, e invece sono dati che è opportuno che tutti noi conosciamo. No, ma non c'è nessun problema, io anzi voglio rubare il minor tempo possibile alla serata. Per noi è un piacere ospitarvi, i relatori sono persone anche amiche, di cui conosciamo la valenza scientifica, oltre che, come dire, la rettitudine e la coerenza morale e politica. Si parla di un tema quanto mai attuale, concreto, ed è un momento di estrema presa di coscienza, o deve essere un momento di presa di coscienza e consapevolezza. Un grande politico del passato diceva conoscere per deliberare. Quindi la società, la comunità, i cittadini, i politici devono conoscere prima di esprimere giudizi, prima di svolgere delle operazioni, prima di votare. Questa è una serata di quelle, è un grande momento culturale, un grande momento di democrazia. Questa è una sala di democrazia, perché è la sala del Consiglio Comunale, dove noi cerchiamo ogni giorno di onorare la nostra città attraverso la rappresentatività che noi esprimiamo. Quindi io esprimo un buon lavoro e sono molto molto curioso di ascoltare tutti voi. Grazie mille. Grazie signor Sindaco, la parola a Gianangelo Bernardi. Grazie. Intanto ringrazio tutti voi per la presenza, ringrazio anche di essere stato cordialmente invitato qui da voi. Sono molto vicino alle zone di Noale perché io abito anche parzialmente a Spinea, quindi mi sento proprio a casa mia. E parzialmente nel senso che sono un po' nomade, quindi non sono tutto fisso, ma conosco bene questa realtà, so quanto questa realtà è produttiva e quindi queste slide, queste immagini che io vi farò vedere sono troppe, io alcune le passerò molto velocemente perché vorrei dare il senso del fatto che quando noi parliamo di autonomia versus centralismo dobbiamo tenere conto che ci sono delle implicazioni dal punto di vista dei numeri, e per numeri intendiamo la popolazione, intendiamo la ricchezza prodotta, intendiamo le tasse, intendiamo che cosa si fa con le tasse che sono molto importanti e che se fossero valutate con a volte un po' di obiettività, forse anche di onestà, porterebbero tutto il paese, non solo il Veneto, a dire dobbiamo assolutamente andare verso un sistema federale. Anche perché questo sistema federale non è solo un'invenzione nostra che vogliamo noi in Italia o in Veneto averlo, ma noi abbiamo degli esempi del sistema Europa
vicini, l'Austria, la Svizzera, la Germania, lo stesso Belgio, che sono dei sistemi federali e che vediamo dopo i vantaggi che hanno rispetto ai sistemi invece quelli accentrati. Parliamo quindi prima di tutto del nostro Veneto. Il Veneto, bisogna sempre ricordare, che è una grande regione d'Europa e sarebbe più grande dei attuali, noi siamo in 27 paesi, ebbene il Veneto sarebbe più grande di 10 paesi che oggi fanno parte dell'Unione Europea. Quindi non stiamo parlando del Veneto piccola regione, stiamo parlando del Veneto che è una grande regione e che se fosse uno Stato sarebbe più grande come PIL di 10 paesi della totale dell'Unione Europea, immaginatevi, no? Il Malta, il Lussemburgo, tutti i paesi baltici, Estonia, Lettonia, Lituania, sono paesi piccoli, eppure sono dei paesi, pensate che questi paesi a livello europeo hanno anche un commissario, come se noi dovessimo averne 20 per esempio in tutta Italia che ci rappresentano a Bruxelles, quindi alla fine loro sono più rappresentati meglio che noi, per dire come è importante la dimensione. E qui lo vedete il rapporto. Anche qui guardiamo il Veneto sia come popolazione, quanto più grande è di altri paesi quelli diciamo in arancione sotto sono più piccoli, addirittura come PIL, ma anche come settore manifatturiero. Attenzione quando parliamo di settore manifatturiero, che ne parleremo un pochino anche dopo. Il Veneto poi è una regione dell'Europa. Questa è una cosa molto importante da ricordare. Quando noi parliamo del Veneto, non dobbiamo pensare al Veneto solo regione italiana. Il sistema Europa è un sistema che esiste, a volte esiste anche troppo, perché io che sono sempre stato molto pro-Europa, oggi comincio a vedere troppi difetti della casa europea che noi abbiamo, però ci sono delle regole comuni, ci sono delle situazioni molto omogenee, quindi il rapporto che noi dobbiamo fare è sempre Veneto rispetto ad altre regioni europee. Il Veneto ha bisogno di avere il grande mercato dell'Unione Europea, perché più della metà delle nostre esportazioni va all'interno dei paesi dell'Europa ed è un mercato libero, c'è una libera circolazione delle merci, quindi non abbiamo tantissime esportazioni perché voi, gli imprenditori, siete in grado di produrre, nonostante tutte le tasse, questo è un miracolo, ad un prezzo competitivo e riuscite a conquistare i mercati, in particolare europeo, ma anche di tutto il mondo. Morale per favola, adesso questa è una tabellina nuova, proprio uscita oggi da parte della regione del Veneto. Noi abbiamo circa 81 miliardi di euro di export e 61 di import,